classifica. Cesena Lanciano 1-1, Cittadella Juve Stabia 1-0, Crotone Regina 2-2, Grosseto Livorno 0-3, Novara Modena 0-1, Sassuolo Bari 2-1, Spezia Empoli 3-0, Ternana Varese 0-1, Vicenza Provercelli 3-1, come detto lunedì alle 19 Ascoli Padova e Verona Brescia. La classifica dopo la 38esima giornata con Sassuolo punti 80, Livorno 73, Verona 69, Empoli 63, Novara 59, Varese 55, Brescia 53, Modena 51, Spezia Juve Stabia 48, Padova, Ternana, Cittadella e Crotone 47, Cesena 46, Bari e Lanciano 44, Regina 42, Ascoli 40, Vicenza 38, Provercelli 31, Grosseto 23. Autentica sfida a salvezza quella del Menti tra Vicenza e Provercelli, rispettivamente terzultima e penultima della classifica. Dal canto ritrova Semioli dopo la squalifica, ma l'ex viola si accomoda in panchina. Dall'altra parte Braghin sostituisce lo squalificato Borghese con Sini al centro della difesa. Arbitra a Battista di Molfetta alla 15ª direzione in Serie B. Parte forte il Vicenza che dopo appena 4 minuti sfiora il vantaggio, combinazione di prima che porta alla conclusione Rigoni, potente ma non precisa, solo brividi per Valentini. I biancorossi spingono, al 12° sbloccano il risultato. C'era Mitaro, pennella per lo stacco imperioso di Bojinov che mette a segno la sua 4ª rete con la maglia del Vicenza. Da apprezzare lo stacco del giocatore bulgaro. Solo Vicenza in campo in questa fase. Sini si sostituisce a Valentini e salve sulla botta ravvicinata di Rigoni. L'azione prosegue con un calcio d'angolo che porta all'acrobazia vincente di Giacomelli, prodezza che serve a poco perché l'ex attaccante della Ternana era finito in fuorigioco. Sul finale di tempo si vedono anche gli ospiti, fa tutto Iemmello, conclusione a giro che impegna Bremek, bravo a deviare in angolo. Nella ripresa crescono le emozioni, 8° minuto, i padroni di casa vanno sul 2-0, Giacomelli ricama e Malongà di testa sul primo palo non lascia scampo a Valentini, il francese tocca doppia cifra in campionato e realizza il 1500° gol del Vicenza tra i cadetti. La Pro accusa il colpo, i ragazzi di Dal Canto ne approfittano per assestare il KO. Questa volta Malongà in veste di suggeritore per Bellazzini che scatta sul filo del fuorigioco, infila per la 3ª volta Valentini. Per lui prima rete con la maglia del Vicenza. Nella Pro non basta il talento di Iemmello che da solo prova a riaprire la sfida e lo fa con un gran gol alla mezz'ora, 4º centro stagionale per l'ex primavera della Fiorentina nel finale. Il Vicenza controlla e porta a casa 3 punti di speranza in chiave salvezza, mentre per i piemontesi la sconfitta potrebbe equivalere all'anticamera della retrocessione. Migliore in campo il vicentino Giacomelli che fa letteralmente impazzire la difesa ospite, almenti Vicenza batte Provercelli 3-1. La vittoria della Speranza Vicentina, la sconfitta della quasi definitiva resa piemontese. Il Vicenza supera 3-1 la Provercelli e continua a correre verso la salvezza. L'11 di Dal Canto è cinico e fa male, schierato con un tridente agguerrito composto da Giacomelli e Malongà a ispirare l'incisività di Bojinov. Confermato Iemmello accanto a Ausepi negli ospiti, Sini sostituisce lo squalificato Borghese, Scavone si piazza sulla 3/4 e l'impressione è che la Pro abbia quella grinta utile a mettere alle corde i padroni di casa. Impressione che dopo 13 minuti viene piuttosto smentita a causa del gol che sblocca la gara. Ceramitaro alza la testa e vede Bojinov, il bulgaro si coordina, salta, colpisce, insacca. 4º centro in maglia biancorossa per l'ex Lecce, Vicenza in vantaggio e Menti che esulta, Provercelli colpita a freddo e con una partita adesso da giocare decisamente in salita. Reazione quella dei ragazzi di Braghin a questo punto doverosa, ma che tarda ad arrivare. Il Vicenza si chiude, non concede spazi e tiene bene a bada Iemmello, l'unico negli ospiti che riesce a creare qualche problema con i suoi continui inserimenti. Nella ripresa l'11 di casa chiude i giochi, inizialmente contenendo la foga avversaria, tanta sì ma sempre inconcludente, e nel giro di 18 minuti calando bis e tris. 55esimo, Giacomelli controlla e crossa da sinistra, Malongà svetta di testa e fa 2-0, 10° centro per lui in stagione, rete che spezza le gambe alla Pro, chiamata adesso a una rimonta alquanto improbabile, rimonta che si fa impossibile al 63esimo quando il neoentrato Bellazzini mette dentro di potenza il pallone che chiude definitivamente la contesa. Primo gol in campionato per il centrocampista classe 87, Menti in piena euforia
fattoria, Pro Vercelli afflitta ma orgogliosa, brava comunque a siglare il classico gol della bandiera proprio con lui, Iammello, di gran lunga, il più attivo dei suoi. Bello il dribbling a rientrare su Camisa e diagonale che si infila nell'angolino, quarto centro in campionato per il talentuoso attaccante calabrese, rete che ha almeno il merito di rendere divertente il finale di partita, perché Braghini inserisce Ragazzu nel tentativo di riaprire il discorso e la giovane punta sarda il suo, lo fa mettendo scompiglio nella retroguardia vicentina, facendosi pericoloso ma non riuscendo però a far variare nuovamente il risultato, e così vince il Vicenza che fa suo lo scontro salvezza e stacca proprio la Pro in classifica. Veneti a quota 38 è in piena corsa per rimanere in B, piemontesi invece fermi a 31 punti a 4 giornate dalla fine. La matematica ancora dà speranza, però la missione adesso diventa veramente impossibile.